Sono Chiara Bellon, sono l'HR Director e Diversity Manager del Gruppo Veritas. Può raccontare brevemente della sua azienda? Allora, Gruppo Veritas è una multi-utility, una società a totale controllo pubblico, la proprietà è rappresentata da 51 comuni soci, che svolge servizi pubblici nella città metropolitana di Venezia, quindi nella provincia di Venezia. E i servizi sono appunto servizio idrico integrato, i servizi ambientali, comprensiva dell'area impiantistica, servizi urbani collettivi e energia. La nostra azienda è un'azienda che conta, diciamo, il gruppo, perché il gruppo Veritas è costituito da diverse partite IVA, quindi il gruppo ha circa 3.500 dipendenti. La compagine dei dipendenti in termini di genere, e questo ci tengo a dirlo, è in miglioramento. Attualmente nel 2024 abbiamo il 79,9% di personale di genere maschile e il 20,1% di genere femminile. Questo è, diciamo, caratterizzato dal fatto che le nostre attività, le nostre mansioni sono essenzialmente mansioni gravose, mansioni faticose. Sappiamo che siete stati tra i primi in Italia a certificarsi sulla parità di genere. Cosa vi ha spinto a farlo? Allora, è vero, siamo stati tra le prime 10 aziende pubblico-private in Italia. Abbiamo preso la certificazione parità di genere nel 2022, il primo audit l'abbiamo fatto nel 2022 e siamo comunque tra la prima azienda pubblica, quindi la prima multi-utility ad averla ottenuta. La certificazione parità di genere in realtà è stato alla fine l'inizio di un percorso. Dico la fine di un percorso perché noi da anni lavoriamo sulle tematiche dell'inclusione e della diversità e, come dico sempre, la diversità è un fatto e l'inclusione è una scelta che il Gruppo Veritas ha fatto e quindi lavorando, diciamo, sul benessere organizzativo delle persone ci ha portato, prima della certificazione parità di genere, l'anno prima in cui non si parlava ancora di questa PDR, ci ha portato ad ottenere la certificazione JAIS, che è una certificazione francese che valorizza le aziende, che certifica e valorizza le aziende che hanno iniziato e avviato percorsi di inclusione. E quindi noi avevamo già un prelavorato. Quando siamo arrivati alla certificazione parità di genere, per quello, diciamo, abbiamo avuto, come dire, il vantaggio di essere tra i primi, abbiamo fatto anche un po' da cavia per l'ente certificatore, proprio perché avevamo questo pre-audit di certificazione sull'inclusione a 360 gradi. La certificazione parità di genere, prima ho detto, è l'inizio, è la fine di questo percorso, ma è l'inizio di un percorso perché è un potentissimo strumento di cambiamento. E questo ci ha portato ad avviare tutta una serie di progetti e a modificare e cambiare. È un percorso ovviamente che è ancora in atto, siamo già al terzo audit di certificazione, ce l'abbiamo a novembre, e ci ha portato a, come dire, ad avviare questo percorso di cambiamento culturale, perché alla fine è un cambiamento culturale, con tutta una serie di iniziative che poi sono state valorizzate all'interno della certificazione. Come può la diversity management contribuire allo sviluppo delle risorse umane, a trattenere e attrarre talenti? Allora, secondo me la risposta a questa domanda sta nel concetto di benessere organizzativo, perché quando parliamo di benessere organizzativo e quindi di benessere delle persone nelle organizzazioni, abbiamo, come dire, tre ambiti su cui noi HR dobbiamo lavorare. Il welfare, il work-life balance, quindi la conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro, e la valorizzazione delle differenze e l'inclusione. Il benessere organizzativo in queste tre accezioni, quindi occuparsi delle persone e la cura delle persone in azienda, con tutte le varie iniziative che le aziende stanno mettendo in atto, è, come dire, una sorta di opportunità circolare, assomiglia un po' all'economia circolare, che per un'azienda come la nostra è, diciamo, un concetto essenziale, un valore essenziale per un'azienda che si occupa di ambiente. Ed è un'opportunità circolare perché determina
come dire, occuparsi delle persone e avere le persone all'attenzione dell'HR e dei responsabili, perché poi questa non è solo l'HR che si occupa delle persone, ma soprattutto vanno allenati i capi ad occuparsi delle loro persone, porta ad un maggiore ingaggio, a motivare le persone, al fatto che le persone ci sono nei momenti delle emergenze. Vi assicuro che noi viviamo moltissimo di emergenze, visto la tipologia di servizi che facciamo, migliora la qualità del servizio all'utenza, migliora la produttività, si riduce il tasso di assenteismo, quindi c'è, come dire, la persona è molto più ingaggiata e allo stesso tempo attraiamo persone in azienda, e devo dire che questo è un momento molto difficile per il mercato del lavoro, perché l'inverno o inferno demografico, a seconda da che punto lo vediamo e da che punto di vista lo vediamo, determina una carenza di competenze e quindi notevoli difficoltà anche di garantire il turnover in termini di competenze. E tutte queste politiche dell'inclusione e del welfare, del work-life balance che le accompagnano, portano a un maggiore ingaggio e una maggiore attrazione delle persone in azienda. Può farmi degli esempi concreti di iniziative che avete implementato per favorire la parità di genere? Sì, ma direi moltissime, anche delle altre dimensioni della diversità, ovviamente, focalizzandoci sulla parità di genere, anche se devo dire che molte di queste riguardano entrambi i generi. Per citarne una invece che riguarda proprio il genere femminile, abbiamo da tempo implementato un coaching per il rientro dal periodo di maternità obbligatoria. E questo coaching ha un duplice, diciamo, scopo, obiettivo. Da un lato quello di aiutare la donna che è stata a casa 4, 5, 6 mesi a seconda di quello che si decide di stare a casa, a rientrare nella posizione, diciamo, che aveva lasciato, e quindi, diciamo, un supporto, ma soprattutto, e a questo ci tengo molto a raccontarlo, io sono proprio convinta che in tutti i fatti, gli eventi che ci capitano nella vita, quelli belli come può essere una maternità, o quelli brutti come può essere un lutto, o diventare caregiver di qualcuno, allenano delle competenze che quindi possono essere molto utili anche in azienda, che noi siamo comunque una persona e la persona va guardata a 360 gradi. Quindi questo coaching ha anche l'obiettivo di, come dire, allenare queste competenze in modo che siano utili all'interno dell'azienda. Un'altra iniziativa, diciamo, a cui tengo molto e che stiamo finanziando con gli sgravi contributivi che abbiamo ottenuto dalla certificazione parità di genere, perché ci sono anche dei vantaggi economici dalla certificazione. Noi li abbiamo reinvestiti nel Pink Camper. Il Pink Camper è un camper che tutti gli anni, di norma nel mese di novembre, fa in orario di lavoro, nelle varie sedi aziendali, a tutte le donne dell'azienda, in orario di lavoro, mammografia, ecografia e visita senologica, totalmente finanziata, spesata dall'azienda con gli sgravi contributivi ottenuti dalla certificazione. Ecco, questa è un'altra iniziativa dedicata solo alle donne. Poi, ovviamente, tutte le nostre politiche sono portate a un unico obiettivo, che nessuna donna in azienda, quindi in veritas, che abbia le competenze ovviamente a seconda del ruolo da ricoprire, deve scegliere tra la carriera e la famiglia. Quindi tutte politiche di smart working che riguardano anche i padri ovviamente, ma riguardano comunque le persone in azienda, flessibilità nell'orario di lavoro per quanto riguarda gli operai e le operaie, perché ovviamente la nostra è un'azienda fortemente operativa e quindi lo smart working non può riguardare tutti, quindi part-time, flessibilità, permessi particolari per i figli o per chi ha figli disabili, quindi un supporto, diciamo,
per consentire a tutte le donne in azienda di poter crescere. Sappiamo che avete delle politiche inerenti al linguaggio di genere, non so se ce ne può parlare, magari accennare a qualcosa. Questa tematica rientra nelle politiche di gestione delle molestie e delle discriminazioni nei luoghi di lavoro. All'interno si parla anche di linguaggio inclusivo. Lo abbiamo, e questa secondo me è la vera novità, stiamo facendo, diciamo, un importante piano di formazione sulla gestione delle molestie. Abbiamo redatto una policy delle linee guida sulle molestie e le discriminazioni nei luoghi di lavoro, che non riguarda solo il genere, ma riguarda anche altre dimensioni della diversità, e comunque in realtà è la diffondere la cultura del rispetto tra le persone in azienda. E questa tematica l'abbiamo inserita come rischio all'interno del documento di valutazione dei rischi. Voi sapete che tutte le aziende devono redigere un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza, per la salute e sicurezza delle persone dell'organizzazione, a cura dei servizi di prevenzione e protezione del medico competente. Ecco, noi abbiamo mappato e inserito il rischio molestie proprio come rischio, e conseguentemente stiamo formando tutte le persone alla come dire, relazione rispettosa, diciamo, con gli altri, e quindi anche al linguaggio. L'anno prossimo partiremo, siamo partiti quest'anno con la formazione di tutti i dirigenti e i quadri dell'azienda, stiamo scendendo, stiamo formando tutti i responsabili dei servizi nelle varie academy che abbiamo in azienda. L'anno prossimo faremo un programma specifico proprio sulla gestione delle molestie. La formazione è molto interattiva, è molto esperienziale, quindi non c'è un docente che si mette in cattedra e che racconta che cos'è una molestia e cosa non è una molestia, ma l'obiettivo è quello proprio, attraverso l'esperienza, di creare una consapevolezza nelle persone e soprattutto di mettersi nei panni dell'altro. Quindi la riflessione è: prima di dire una qualsiasi frase, devo pormi nell'ottica dell'altro o dell'altra di come la può percepire. Ecco che da qui si generano poi tutta una serie di meccanismi rispettosi, dico io. Vi siete posti ulteriori obiettivi rispetto a quanto avete già fatto? Se parliamo di certificazione parità di genere, adesso il nostro obiettivo è, uno, certificare le società controllate, che nel nostro caso sono Depuracqua ed Eco più Eco, quindi delle aziende nostre controllate. In più abbiamo avviato un percorso, noi facciamo parte della società consortile Viveracqua, che raggruppa tutte le aziende del servizio idrico integrato del Veneto, e abbiamo già costituito un comitato guida, già 2 aziende sono arrivate a certificazione oltre a noi, stiamo seguendo le aziende di Viveracqua per quanto riguarda la certificazione. Se parliamo invece di altri obiettivi della diversità, per esempio quest'anno vorremmo sperimentare la certificazione della disabilità, e quindi credo siamo tra i primi che sta sperimentando questa cosa. Una PDR uscita proprio come la certificazione parità di genere 3 anni fa, uscita da poco, e noi vorremmo provare a certificarci anche per questo.